Buongiorno a tutti ragazzi, oggi qui è bel tempo, però ci sta un vento che diciamo dà non fastidio, ma piuttosto diciamo molto di sì. In effetti è molto ventilato oggi, diciamo che davvero c'è molto vento, quindi la giornata ripeto è fantastica, però come potete vedere guardate il vento proprio piega le persiane, quindi c'è forte vento, però la giornata tutto sommato è bella pulita pulita, vedete il cielo è limpido, se non fosse per il vento si sarebbe bene. Ciao Domitilla. Quindi è il vento quello che dà fastidio la maggior parte, potete vedere anche diciamo il bucato, vola tutto qua, però tutto sommato fa freddino ma c'è un sacco di vento, quindi da stanotte che questo vento proprio non ne vuole sapere, però tutto sommato la giornata è davvero ottima, quindi secondo me stasera farà più freddo perché già ora comunque a causa del vento, sì sì, ma pure qua da stanotte che sta tirando proprio forte, quindi diciamo secondo me adesso il bucato si asciugherà in nulla secondo me. Anche quest'albero stanotte fischiava di brutto, quindi anche perché qua stiamo all'ultimo piano, quindi il vento si sente molto forte. Quindi perlomeno qua a Salerno, ragazzi, il tempo è ottimo. No, 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 non è, questo è vento di terra, non è maestrale. Non viene, diciamo, dall'altra parte della casa è uguale, diciamo, il mare è bello calmo calmo, quindi non credo sia, penso più vento di terra, perché se no il mare fosse stato agitato, invece è normale. Legale, ah, ciao avvocate, qua il vento diciamo, no, qua già vento, però il cielo vedi è bello limpido proprio, quindi non ci sta, sì fa freddo avvocate, sì sì, vedi le persiane del signore qua sbattono come che, il bucato secondo me qua si farà subito, però ci sta questo vento, però ripeto la temperatura si è abbassata ragazzi, quindi diciamo è bel tempo perché guardate non c'è una sola nuvola qua, però fa freddino a causa del vento, però poi qua vola di tutto qua come potete vedere, anche il bucato qua vola quasi di tutto. Oggi andiamo bene per questa persiana che mi ammazza la notte a sentirla, qualche volta la tiro fuori direttamente. Però tutto sommato oggi è una bella giornata. Vabbè ragazzi, vi auguro buon proseguimento, ci sentiamo più tardi sul canale. I calamari hanno diciamo quasi terminato, quindi già ho messo a fare la verza per contorno avvocate, così non dice con contorno, poi ti faccio vedere il contorno dopo. Ciao a tutti ragazzi, a dopo. Ciao Domitilla.